Amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e Vivo Azzurro TV, buon pomeriggio, benvenuti all'Omobono Tenni di Treviso, dove tra poco scenderanno in campo il Treviso e la Luparense per la 28esima giornata della Serie D Lega Nazionale Dilettanti. Subito a sentire i due tecnici nel prepartita. Con mister Gorini, allenatore del Treviso. Mister, oggi è un appuntamento importante per avvicinare l'obiettivo contro una squadra che è stata una delle poche a passare sul vostro campo, seppur in Coppa. Le chiedo subito che tipo di gara c'è da aspettarsi oggi. Sarà una gara, sicuramente una gara complicata, perché comunque la Luparense è una squadra che investe sempre molto all'inizio di ogni campionato. Poi rispetto alla partita di andata, anche la partita di Coppa, hanno cambiato 10 giocatori e hanno allestito una squadra comunque di valore. Poi è chiaro che si trovano in una situazione di classifica pericolante, quindi sarà una partita complicata, perché comunque è una squadra di valore, è una squadra che ha delle forti individualità, e quindi ci sarà da sudare come sempre. Mister, in questa fase finale le chiedo, si avverte più il peso della responsabilità per il traguardo che si avvicina, oppure l'adrenalina, diciamo la spinta che può arrivare dal traguardo che insomma si inizia a intravedere? Di sicuro la seconda, c'è grande voglia di portare a termine un campionato fino adesso condotto alla grande. Non vediamo l'ora di portarlo a termine, quindi c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di fare un risultato che, insomma, all'inizio era, tutti prevedevano, però non era così scontato, quindi di sicuro c'è entusiasmo e c'è voglia di far bene a partire da oggi. Mister, l'ultima le chiedo appunto da qualche giornata ormai assente Scotto, che è stato il vostro terminale offensivo principale. Le chiedo un po' di raccontarci come si è ridisegnata la vostra fase offensiva senza quello che è stato per tanto tempo il vostro terminale principale. Ma stiamo cercando delle soluzioni alternative, quindi noi abbiamo tanti giocatori tecnici, tanti giocatori che possono agire da trequartisti, e quindi stiamo cercando di trovare altre soluzioni attraverso appunto le caratteristiche di chi sta sostituendo Gigi. Poi è chiaro che sia Sviderkowski che Francescotti che altri giocatori hanno caratteristiche diverse da Gigi, e quindi dobbiamo cercare di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi e per far gol. Con mister Zanini, allenatore della Luparense. Mister, oggi la sua squadra è chiamata a una prestazione importante su un campo da cui portar via punti è molto difficile. Le chiedo però se a livello mentale, diciamo, giocare contro una squadra prima in classifica in questo momento vi può dare anche un po' di libertà, tra virgolette. Sì, come quello che ho detto ai ragazzi, sicuramente noi dobbiamo stare a focus sui nostri obiettivi. Oggi affrontiamo una squadra naturalmente che ne scopriamo noi e ha meritato ampiamente questa posizione in classifica. Ha fatto un ottimo lavoro, ma noi dobbiamo assolutamente guardare casa nostra, è una squadra, la mia, che ha delle qualità e logicamente è un'annata un po' difficile, sono stati tre allenatori, quindi non è semplice raddrizzare sempre una stagione, ma la squadra sta facendo buone prestazioni, quindi noi dobbiamo andare avanti sul nostro percorso e basta. Mister, da un punto di vista tattico il Treviso probabilmente giocherà con un 3-4-3, quindi una formazione un po' più offensiva di quelle che ci si aspettava alla vigilia. Le chiedo se questo cambia un po' il suo piano gara e se la preparate, diciamo, cercando di non dare profondità alla squadra avversaria, che è molto forte da questo punto di vista. Sì, tra l'altro me l'aspettavo, ero un po', le ho provate, sapevo che aveva questi due moduli, domenica scorsa aveva giocato così anche contro il Charlins, c'era Sviderkowski, oggi no, e probabilmente sono giocatori un po' più rapidi e dobbiamo stare un po' attenti alla profondità. Nello stesso tempo noi abbiamo un centrocampo un po' più corposo e quindi probabilmente la partita si giocherà un po' lì. Mister, le faccio l'ultimo, è arrivato da un po', ovviamente subentrato terzo allenatore, come ha detto lei, della stagione. Le chiedo, adesso è passato un po' di tempo da quando è arrivato, se ci fa un primo bilancio, diciamo, del lavoro fatto fino a questo momento. Ma il primo bilancio sicuramente io lo interpreto, a me piace dare un'identità alla squadra, per me lì è tutto il segreto. La squadra ha la sua identità, manchiamo ancora in quella determinazione probabilmente di una squadra che ha bisogno
di fiducia e che probabilmente durante l'anno per vari motivi non è sempre facile individuarli, e li ha persi, ma è una squadra che ha la sua identità ben precisa e abbiamo fatto anche, ripeto, come ho detto prima, delle ottime prestazioni. Manca sempre qualcosina, dobbiamo trovare questo qualcosina a tutti i costi. Queste dunque le dichiarazioni di Gorini e Zanini in questa sfida che sta per iniziare. Allora io con il coordinamento giornalistico e la regia di Marco Bella vi vado anche a raccontare le scelte dei due tecnici con le formazioni. Partiamo dal Treviso con 3-4-3, Vagliunek, Munaretto, Salvi, Martinelli, Brigati, Gianola, Gucher, Perin, Beltrame, Francescotti e Artioli, e il tridente offensivo, da capire poi se sarà effettivamente 3-4-3. Tutto dipende un po' dal movimento di Perin e Artioli, che dovranno dividersi la fascia. Dall'altra parte Luparense con Giusti, Zepè, Leonraita, Zanetti, a Diego Mobiglio, Iabrea, Antoniazzi in mediana. Esterni sono Albo e Antonello, Visinoni a supporto di Diallo. 3-5-2 e chiaramente obiettivo di portare via punti pesanti dall'Omobono Tenni. Terzo scontro stagionale tra queste due squadre. Ha vinto in Coppa la Luparense, poi è successo 2-0 a casa dei Lupi per il Treviso, e adesso la gara di ritorno. 6 precedenti tra le due squadre, 4 vittorie del Treviso, 2 della Luparense e mai nessun pareggio. Questa è la classifica, con il Treviso che guida il girone C e ha virtualmente un piede in Lega Pro con 63 punti. Poi Union Clodiense, Chioggia, Este, Mestre, Legnago Salo, Charlis, Musane, Conegliano, Brian Lugnano, Bassano, Union La Rocca Altavilla. Ecco poi la Luparenza 34, appena fuori la zona playout, a seguire Campo d'Arsego, Vigasio, San Luigi Calcio, Calvinoale, Obermais, Adriese e Portogruaro a chiudere. Questo è il turno di oggi, con San Luigi Brian Lignano, poi a seguire Conegliano Calvi, Este Bassano, Obermais Clodiense, Mestre Campo d'Arsego, Portogruaro Charlins Musane, appunto Treviso Luparense, poi Altavilla Legnago Salus e Vigasio Adriese, che si giocheranno tutte alle 14:30. L'arbitro dell'incontro, signor Stefano Selva, della sezione di Alghero, assistito da Roberto Lembo di Valdarno. Primo assistente, il secondo è Nicola De Candia della sezione di Bari. Questa dunque è anche la terna, netto della tribuna in questo momento inquadrata, che chiaramente è quella scoperta. Buona cornice comunque di pubblico all'Omobono Tenni, con la squadra spinta ormai da qualche settimana verso un successo che sembra ormai praticamente ipotecato. I biancocelesti hanno realizzato 19 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte, 63 punti, un primo posto blindato anche senza Scotto, bomber da 16 reti, che ha concluso anzitempo per un brutto infortunio la sua stagione. Dall'altra parte invece 11° posto, come detto, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e addirittura 9 sconfitte per la Luparense di mister Zanini, che ha cambiato addirittura 3 tecnici, iniziato con Agovino, poi breve parentesi ad interim del vice Morra, seguito da Loris Beoni, anche lui sollevato dall'incarico. Per Agovino invece si è trattato di un stop, una risoluzione dovuta a motivi personali. Mai facile cambiare per 3 volte all'interno della stessa stagione la guida tecnica, anche tanti cambi con il mercato di riparazione, una mini rivoluzione quella operata dalla Luparense, società di grande spessore, sta cercando di arrivare al professionismo. Sanno però gli obiettivi in corsa sono decisamente mutati. La squadra patavina deve cercare di mantenere assolutamente la categoria.
sfida decisiva questa, come detto, per il Treviso, che sta cercando faticosamente il ritorno quantomeno tra i professionisti, che manca da un bel po'. Ecco intanto inquadrata la curva della Marca. I tifosi che hanno spinto anche contro il Charlins, squadra a un pareggio importante, è arrivato proprio in extremis con la rete di Chiabotto. Anni complicati per squadra importante. Più di 10 anni di assenza per il Treviso dal professionismo. E questo sembra davvero l'anno giusto per la squadra biancoceleste. Qualche minuto di ritardo sul programma, gara che dovrebbe iniziare alle 14:30. Sta intanto riempiendo via via l'Omobono Tenni. Clima mite oggi a Treviso, cielo nuvoloso, ma terreno di gioco in ottime condizioni. Ancora le nostre telecamere che vanno a indugiare sulla curva biancoceleste, pronta a spingere. Un successo che avvicinerebbe ancora ulteriormente quello che ormai è solo una questione matematica. Adesso telecamere anche su Zanini, parso molto concentrato, ha parlato di un'identità da mantenere in una sfida questa sicuramente complicata. Potrebbe però chiaramente giocare anche un po' con la mente più libera la Luparense, perché ha bisogno di punti, ma sicuramente trovarli qui non sarà semplice. Ma adesso è il momento di accogliere le squadre in campo. Eccole qui, Treviso e Luparense scendono in campo con le divise classiche. Bianco-celeste quella del Treviso. Granata e blu, o rosso e blu se preferite, quella della Luparense, che ha avuto tante difficoltà quest'anno a trovare la via della rete. Sono solo 27 gol fatti, con addirittura Coniglio come miglior marcatore. Coniglio che ha trovato tra l'altro la rete nel vantaggio nell'ultimo match, ben giocato, di la verità, dalla Luparense. Avrebbe forse meritato qualcosina in più, giunta nel finale dall'Altavilla. Quadrato Gucher, giocatore sicuramente più importante della rosa del Treviso. Lui carriera di altissimo livello, vestito maglie importanti in categorie importanti. Lui la promozione in Serie B con il Pisa, poi tanto professionismo. Addirittura cittadino onorario della città di Frosinone, onorificenza ricevuta in occasione della promozione del club Ciociaro in Serie A. Lui Vicenza, Genoa,
Pisa, Pordenone, Lucchese. Adesso è tutto pronto. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Si spegne anche la musica e allora è il momento di scendere in campo. Si parte. Treviso-Luparense è iniziata da Giampaolo Pasqualino. Buon calcio a tutte e a tutti. Attacca subito la Luparense con Diallo. Carica su a Diego Mobilio. Albo. Ancora per a Diego Mobilio. Gira su Orraita. Identità chiara quella della Luparense, che vuole cercare comunque di giocarsi le sue carte. Squadra che ha investito comunque tanto. Valore stimato della rosa di Transfermarkt 1,4 milioni. Questo per raccontare un po' la qualità di questa rosa. Adesso ancora Mobilio a puntare. Mobilio messo giù, calcio di punizione. Buona la giocata a Diego Mobilio. Carica Treviso, recita lo striscione della curva. Adesso però c'è da difendere. Il mancino di Diego Mobilio che va in porta. Soluzione un po' pretenziosa ma non male. La del numero 8 gioca da interno di destra, con licenza poi di rientrare dentro il campo. Eccola qui, sua conclusione. Adesso prova a imbastire la prima opzione offensiva il Treviso. Fanno questo lavoro spalle alla porta per far correre Martinelli. Da braccetto si era proposto, che finisce fuori. Ancora Martinelli, altissimo in pressione. Guker, anzi scusate, non Guker ma Brigatti che sbaglia il controllo. Occhio adesso sulla sinistra, palla in area di rigore. Arriva Diallo! Il vantaggio della Luparense. Pasticcio difensivo del Treviso. 1-0 ha segnato Diallo. Rivediamo qui, Brigatti viene scippato da Visinoni che poi allarga su Antonello, palla dentro, Orraita non bene, colpisce Gianola e Diallo al volo con un sinistro che non lascia scampo a Vadiunek. 1-0 Luparense. Gran gol di Diallo. Adesso gara che si mette subito in salita per la squadra di Gorini. Lupi, a dire il vero, che avevano avuto un bel approccio iniziale, con personalità, tenendo palla per la maggior parte di questi primi 3 minuti. Certo, gol è una doccia fredda. Martinelli con le mani per Guker, accompagnato all'uscita da Zanetti. Lui a fare braccetto di destra con Sepele, braccetto di sinistra.
Eccolo proprio il numero 3 che rischia sulla pressione di Francescotti. Adesso alza il baricentro il Treviso, la palla però torna indietro. Cross in area di rigore, attenzione Gianola! Si salva la Luparense, era tutto buono. Grande chance per Gianola, parato Giusti. Subito l'occasione per il Treviso. Qui si era buttato dentro Gianola, non posizionata bene la linea della Luparense. Su una pressione alta, recupero palla su l'errore di Cepele. Eccolo proprio lui a battere. Ancora palla fuori. E ancora Cepele a battere. Si fa vedere Iabré. Bello scontro lì nel mezzo con Guker. Adesso chiaramente la gara si mette su binari favorevoli alla squadra di Zanini, che potrà fare magari un blocco più basso e poi ripartire. Iabré con la testa, Diego Mobilio anticipato, subito verticale di Guker. Buon intercetto di Unraita che però non riesce a conchiudere il disimpegno. Ancora Guker nel traffico, Guker si gira, Iabré lo ferma. Buon break, ancora Iabré. Chiede troppo alla sua progressione. Poi va di Junek col mancino. Diallo. Da Zanetti. Buona Luparense però. Iabré di prima. Palla fuori misura. E questo anche bello striscione nella tribuna scoperta, cosiddetti distinti. Adesso si lotta sulla linea di fallo laterale, ma ha commesso fallo Zanetti proprio su Guker, che sta cercando di caricarsi un po', squadra sulle spalle. A 0 in apertura, segnato Diallo. Adesso altro lancio verticale ancora per Martinelli, che però non ha un buon controllo. Era tra l'altro oltre la linea. Ora si riprenderà con calcio di punizione. Adesso Gianola in ritardo. C'è il vantaggio perché si apre il campo per le Luparense, ancora con Visinoni che si sta muovendo benissimo tra le linee. Antonello, automancino, Antonello ancora a puntare, rientra, palla per Cepele. Antonello, scontro con Beltrame che si sacrifica, la palla passa, Cepele va giù, non c'è nulla. Ora occhio alla ripartenza del Treviso che può trasformare l'azione di difensiva in offensiva. Iabré insegue il suo avversario, anzi è Diallo addirittura che si spende in un ripiegamento difensivo, scelta vincente perché la Luparense sventa un contropiede pericoloso e insomma sembra aver accusato il colpo il Treviso, che si aveva avuto subito quella chance con Gianola. Diego Mobilio, palla dentro, deviata da Pierin. Le mani Zanetti per a Diego Mobilio. Troppo elementare questo passaggio in avanti.
Treviso che però è pressato forte dalla Luparense. Adesso prova ad andare Artioli in avanti, ma il fallo lo ha commesso lui. Volevano un tocco su Francescotti che non c'è stato. Francescotti rimane giù. Allora entra in campo lo staff medico del Treviso per soccorrere il numero 21 Francescotti. Il direttore di gara, ancora giù Francescotti, si rialza, per fortuna non sembra nulla di grave. Si può riprendere a Diego Mobilio, ancora lui col suo mancino, cross in area di rigore per Diallo, anticipato all'ultimo, poi Zepele chiuso, ma Luparense che torna a spingere dopo aver sbloccato la gara col secondo gol in questo torneo per il liberiano, scusate, Cherif Diallo, ragazzo che è arrivato dalla Pistoiese. Iabré, un po' di fatica con le scalate sui centrocampisti avversari, sta soffrendo questa superiorità in mezzo il Treviso, soprattutto con Diego Mobilio che sta avendo tanta libertà. Onraita adesso per il suo portiere, andrà dritto per dritto, si alza in pressione il Treviso, palla però è ancora dei Lupi. Ora bene Diallo, poi Visinoni subito da Antonello, si lotta sulla seconda palla, Beltrame si sacrifica ma la palla è ancora della Luparense. Buono il lavoro di Antoniazzi, Antonello in area di rigore, la palla arriva per Visinoni, miracolo di Vadiunek, Luparense vicina al gol del 2-0 con Visinoni. Adesso Vadiunek invita i suoi compagni ad alzarsi. Bella risposta, era stata deviata la botta di Visinoni, qui lavorano bene Antoniazzi e Antonello. Il cross viene deviato da Beltrame, Visinoni al volo colpisce Martinelli e poi sul rimpallo Vadiunek è reattivo. Intanto si è ripreso Francescotti. Ragazzo che è arrivato in prestito dal Benevento, società importante che verosimilmente tornerà in cadetteria. Sicuramente pesante l'assenza di Scotto, dopo di lui il vuoto, il marcatore è Salvi con 4 reti, 3 ne ha messe dentro Gucher, così come Beltrame, una invece per Artioli e Widerkowski. Adesso sbaglia Martinelli, palla è preda facile di Onraita che poi sbaglia a sua volta. La rimessa è per Zanetti.
Iabré, lotta con Martinelli, ala meglio, spazio per Zepele. Antoniazzi lavora bene la catena di sinistra, ancora Antonello, prova a passare, chiuso, poi si alza il pressing della Luparense, esce bene il Treviso. Iabré falloso su Gucher, si scusa poi con l'avversario. Bel duello però tra Iabré e Gucher. Adesso Gianola prova a innescare Francescotti, sin qui pochi palloni giocabili per lui. Ora Gianola di prima, palla però sbagliata. 15esimo, 1-0, gol di Diallo, poi una grande chance per Gianola e un'altra per Visinoni per andare sul 2-0. Fatica a pressare in maniera organizzata il Treviso in questa prima frazione. Parenze che sta riuscendo a gestire il palleggio. Adesso altra palla verticale, Diallo lavora bene, spalle alla porta, poi subisce un colpo. Munaretto è andato a far sentire la sua presenza, calcio di punizione. Arbitro Selva va a redarguire Munaretto, sembra quasi promettergli il cartellino al prossimo intervento. Buon lavoro però di Diallo, anche spalle alla porta. Diallo che ha fatto davvero un gran bel gol. Adesso ancora Diego Mobilio, Zanetti, ancora su Diallo, ancora giù. Stavolta il fallo è il suo, l'ho commesso su Salvi che lo ha anticipato bene. Salvi ancora a terra. Adesso Diallo aiuta l'avversario a rialzarsi. Ho parlato proprio nelle pre-partite con i due tecnici di come la spensieratezza, tra virgolette, della Luparense, che ha sì bisogno di punti ma che chiaramente non sente il peso di doverli trovare qui all'Uomo Bono Tenni, potesse essere un fattore positivo per la squadra di Zanini, che a dire il vero sta giocando una grande gara. D'altra parte invece i riflettori accesi proprio sulla cosiddetta sindrome del braccino per il Treviso, che vede il traguardo avvicinarsi ma che deve mettere dentro gli ultimi colpi per potersi poi dedicare ad una festa tanto attesa quanto meritata per quello che la squadra biancoceleste ha fatto in questo campionato. Torniamo in cronaca. Diallo ancora a pressare su Salvi che va giù, non c'è il fallo ai suoi danni. Poi Iabré, Visinoni, Albo gira su a Diego Mobilio, Zanetti ancora per a Diego Mobilio, verticale a cercare Diallo, anticipato, poi va giù anche Perin, rimasto ancora a terra, forse è caduto male, poi ci arriva il fischio del direttore di gara.
Toniazzi mette fuori, Perin rimane giù. Si arrabbia un po' col direttore di gara Perin. Tre gol anche per Daniel Perin, ragazzo 18enne che è arrivato dalla Juve Stabia, uno dei più presenti nelle rotazioni di Gorini prima di questa gara. Sono 2148 i minuti trascorsi in campo da Perin. Occhio adesso ad Antonello che la mette ancora dentro sul secondo palo. Fuori misura la conclusione di Albo, ma sta soffrendo tantissimo a sinistra le sgasate di Antonello. Difficile contenerlo per l'asse Munaretto Brigati Beltrame. Tre potenziali situazioni sono arrivate tutte e tre dall'out di sinistra. Badiunek va a lungo, Iabré con la testa, Martinelli prova a far correre Artioli, Zanetti fa buona guardia, attende che la palla esca. Gran bel lavoro di Zanetti. Parenza è fuori Barison per infortunio, senza tutt'altro che banale. Facendo bene però Zanetti oggi, arrivato dall'Este. Salvi. Si lotta tra Orraita e Francescotti, poi Francescotti spinge Orraita che va giù. Deve esserci semplice rimessa laterale, c'è anche un cartellino giallo per membro della panchina trevigiana. Nostra postazione, non semplice capire chi sia stata comminata la sanzione. Zanetti dà a Diego Mobilio, Iabré da Cepele, lunga però la squadra di Gorini. Orraita, ancora Iabré, cerca di arpionare questa palla, poi tocco duro su Artioli, calcio di punizione, sono in due a terra. Treviso che ha virtualmente ipotecato la vittoria del campionato dopo la vittoria sull'Union Clodiense. Però chiaramente è chiamata comunque a mettere dentro i punti che mancano per poter rendere ufficiale una festa che è pressoché certa, meno chiaramente di un crollo che avrebbe del clamoroso
Iabré ancora verso Antonello, stavolta non riesce, numero 11, a raggiungere il pallone. Ancora inquadratura per la curva del Treviso che sta continuando a spingere, ovviamente, nonostante il risultato non sia dei più felici. A Diego Mobilio, sposta e calcia, conclusione però debole a Junek, la accompagna con lo sguardo. Vediamo, sposta e calcia a Diego Mobilio. Orraita con personalità, cambia tutto, preciso, per Antonello, da Antoniazzi. Ancora Antonello per Antoniazzi. Gianola chiude, rimessa Luparense. Diallo, buono lo stop. Diallo adesso cerca uno scarico, lo trova da Zanetti, poi Orraita, si alza il Treviso. Cepele pressato, Iabré di prima correttamente verso Visinoni. Junek esce. Mancino profondo, cercare un compagno. Parenze che riesce a chiudere, adesso alza un po' la pressione il Treviso. Arrivano anche i primi applausi del match per la squadra di casa. Iabré al posto giusto, ancora a rilanciare, si arrabbia un po' Zanini, non vuole che vengano sprecati palloni come in questo caso da Iabré. Orraita attende l'uscita di Giusti, si accartoccia sul pallone. Cepele, Antonello, buon dribbling ancora verso l'interno, corre, palla al piede, Antonello taglia tutto il campo, Antonello fino in fondo, Diallo in area di rigore, Diallo! E qui è stato egoista Diallo perché Antonello aveva tagliato verso il centro dell'area di rigore. Altra situazione però potenzialmente molto pericolosa creata da Cherif Diallo, che ha sfruttato la corsa di Antonello. Insomma, Parenze che sta legittimando il vantaggio, una prestazione di grande spessore. A battere va a Diego Mobilio. Mobilio uno schema sul primo palo, Zanetti di nuovo da Mobilio che punta e crossa, altro corner. Adesso qualcosa da dirsi ce l'hanno Diallo e Salvi. Battere stavolta va Visinoni, l'ex Chievo. Visinoni, un altro scambio corto, palla che arriva in area di rigore da Orraita che non trova il tempo per l'impatto. Antoniazzi prende posizione da Iabré, palla un po' lunga, Iabré ci arriva, palla dentro, va Junek. Poteva
a gestirla un po' meglio la Luparense. Treviso che riparte, ma decisamente sotto ritmo la squadra capolista. Martinelli da Beltrame, che adesso è venuto a giocare qui a sinistra, messo giù, calcio di punizione, provato a invertire gli esterni, ragazzo scuola Juve, guadagnato calcio di punizione, battere ci va Artioli. Tanto vi ricordo di scaricare l'app Play LND per rimanere aggiornati su risultati, statistiche e promozioni relativi al mondo della Lega Nazionale Dilettanti, disponibili sia su Apple Store che su Google Play. Artioli verso l'area di rigore, palla che sfila, non c'è tocco, rimessa dal fondo luparense. Guadagna qualche secondo giusti, invita poi i suoi compagni a salire. Diallo ancora per Antoniazzi, Antoniazzi accelera, ancora Antoniazzi, palla attaccata al piede, poi gli avversari iniziano a diventare un po' troppi. Diallo ripulisce un'altra buona palla, Zanetti con un rischio, poi è Diego Mobilio di prima con una giocata visionaria per Antonello, calcio d'angolo, ma che bella apertura a Diego Mobilio e che bella partita del numero 8. C'era però fuori gioco, si rammarica il numero 8, ha trovato una bella apertura, no look. Sicuramente insieme a Diallo il migliore della Luparense. Adesso altro errore, questa volta di Beltrame, poi il rimpallo favorisce il Treviso. Gianola dietro da Munaretto, lancio fuori misura, arriva anche qualche fischio dalla tribuna per il Treviso, che di certo non è nella sua versione più brillante. È stata una squadra affamata di punti e anche molto concentrata, serve qualcosa in più per far male a questa Luparense. Visinoni ad attaccare Munaretto, protegge l'uscita di Vadiunek. Il trame da Martinelli, Martinelli toccato duro da Diego Mobilio, calcio di punizione. Vediamo se c'è il cartellino, si arrabbia Zanini, sì, perché il cartellino arriva e anche per lui, giallo per Zanini e a Diego Mobilio. Addirittura Diallo calmare il suo allenatore, mister Basta. Chiede ancora spiegazioni Zanini. Si riparte. Eccolo ancora inquadrato Zanini. Salvi.
giocata in avanti, altro calcio di munizione. Adesso gioco un po' spezzettato dopo un bel inizio, primo tempo che si è un po' appiattito. La Luparense che ha giustamente abbassato i ritmi, il Treviso che però colpevolmente si è un po' adeguato. Adesso altro fischio mancato, si continua a giocare. Visinoni per Antonello in area di rigore, deviazione, ma brivido ancora per il Treviso che protesta con il direttore di gara. È un fischio che non è arrivato. Ordellini aveva alzato la bandierina, quindi si era fermata la squadra di Gorini. Quindi mancanza di comunicazione tra arbitro e assistente. Valenza era andata dritta in porta. Adesso si può ripartire. Salvi, Martinelli. Beltrame. Cambia tutto. Poi la palla in profondità, chiude bene ancora Orraita. Visinoni, palla attaccata al piede, poi profondità per Diallo che va giù. Salvi lo invita a rialzarsi. Adesso si abbassa Perini che vorrebbe palla. Adesso Martinelli che tecnicamente fa il braccetto di sinistra, gioca in costante proiezione offensiva, sembra più un 3-5-2 quello di mister Gorini. Perché Martinelli davvero gioca molto avanzato. Adesso Vadiunek, rischio, qui Gianola con la testa a correggere, si salva il Treviso ma con un brivido. Adesso si apre il campo proprio per Martinelli che può correre a sfidare il suo avversario, cross col mancino, Raita mette fuori. Qui si è preso un rischio il Treviso, ma costruendo dal basso è riuscita la squadra di casa a trovare un corridoio sull'out di sinistra. Beltrame dentro, buona la giocata a 3 ancora per Beltrame che è arrivato con un attimo di ritardo e non è riuscito a controllare. Giusti a battere, invitato ad accelerare le operazioni dal direttore di gara. Cepele leggerisce ancora per il suo portiere, poi senza Fronzoli va dritto per dritto da Antonello, sta soffrendo non poco Brigati. L'estro, la rapidità di Antonello, ancora Diego Mobilio, recupera bene Antonello, cross, cercare ancora Diallo, si muove tra i due centrali, poi Beltrame, Perin, buono pallone per Francescotti che sbaglia il tocco, e allora Visinoni può puntare alla porta, Visinoni, Vadiunek, Luparense ancora vicino al gol con Visinoni, ispiratissimo. Qui sponda completamente sbagliata di Francescotti che poi voleva un fallo che non c'è. Visinoni vede la porta e calcia. Vadiunek fa una gran parata.
a Diego Mobilio sul punto di battuta. Cross in area di rigore, la palla sfila, Diallo non trova l'impatto. Altra situazione potenziale per la Luparense. Qui stiamo rivedendo l'azione precedente con Francescotti che sbaglia la sponda, non c'è nulla. E Visinoni ci prova. Vadiunek la tocca con la punta delle dita, rischiando anche qualcosa perché era molto fuori dai pali. Adesso scivola Gianola, ci mette una pezza Perin. Altro cross, fuori misura, Giusti ringrazia. Ricordo ancora di scaricare l'app Play LND, risultati, classifiche, news, promozioni, tutto ciò che riguarda il mondo della Lega Nazionale Dilettanti. L'app ufficiale è disponibile su Google Play e Apple Store. Beltrame prova ad accendersi, tocco avanti per Artioli. Non ha prodotto per il momento risultato questo cambio tattico. Sicuramente Gorini dovrà muovere qualcosa nell'intervallo perché il Treviso ha creato pochino, solo una chance con Gianola, invece più di una situazione per la Luparense tra il gol di Diallo. Due chance per Visinoni, due ottime parate di Vadiunek. Salvi per Gucher, adesso gioca qualche metro più avanti, provare a rifinire. Ancora Gucher, prova a passare col tacco, Zanetti lo chiude, Orraita senza Fronzoli. Diallo si impegna ma non può proprio arrivare, allora Munaretto va da Gianola. Due minuti, poi sarà recupero. Cambio di fronte, a cercare Martinelli. Martinelli in area di rigore, Orraita mette fuori. Sta provando Martinelli attaccare un po' la profondità per il Treviso. Beltrame, palla buona adesso per la conclusione di Brigati. Il mancino però non può far meglio di così. Un minuto e mezzo, poi sarà recupero. All'intervallo però rimanete con noi perché avremo i contributi del direttore sportivo per Francesco Strano del Treviso, del direttore generale Attilio Gementi della Luparense. Adesso buono il tacco di Gucher, palla in profondità, Giusti la può controllare con le mani nonostante le proteste del pubblico di casa. Diallo con la testa, Antoniazzi ma lavorato col gomito, fallo su Artioli. Salvi, (44:30), sgoccioli di primo tempo. Gucher anticipato ancora, questa volta da Albo.
Zanetti a lottare, ultimo tocco è di un giocatore della Luparense. Guger di prima a cercare Artioli che è partito in ritardo. Antonello per Diallo, manda a terra un avversario, non c'è fallo. Scocca il 45esimo, siamo nel recupero. Si andrà fino al 47esimo, 2 minuti di recupero. Martinelli per Perin, lunga questa palla per Beltrame. Beltrame, occhio al suo mancino che gira in area di rigore, si salva la Luparense e poi la botta al volo, tentata da Gianola, palla totalmente fuori misura. Quantomeno però tira in porta il Treviso, meglio tenta di farlo. Palla che però si perde fuori misura. Diallo si impegna ancora per tenere viva questa palla, questa volta però non può proprio arrivare. Salvi, un po' di spazio, tocco per Martinelli. Martinelli da Salvi. Salvi prova un dribbling, c'è il fischio, calcio di punizione, quella che sarà l'ultima chance per il Treviso, con Beltrame che va a battere. Corini dalle ultime indicazioni per questo piazzato. Beltrame chiama uno schema, calcio di punizione, palla in area di rigore, giù tutti, ma non c'è nulla, meglio giù in due Salvi e Antonello, ma il tempo è finito. L'arbitro dice che per il momento basta così. Treviso 0, Luparense 1 all'intervallo. Noi subito a sentire le parole dei due dirigenti di Treviso e Luparense e poi torniamo qui per il secondo tempo con il direttore generale Attilio Gementi della Luparense. Allora direttore, oggi arrivate sul campo della capolista in cerca di una prestazione importante che può servire soprattutto per il morale in vista del rush finale. Sì, più che per il morale ci serve per la classifica, visto che diciamo siamo molto vicini alla zona play-out e questa squadra è stata profondamente rinnovata a gennaio, perché sia io che l'allenatore siamo arrivati a gennaio, quindi è una squadra che avrebbe bisogno di un po' più tempo, però ci troviamo contro la capolista, che è una squadra che ha fatto meritatamente un campionato importante ed è in testa meritatamente, quindi ci giocheremo le nostre carte senza ovviamente sottovalutare ovviamente le nostre qualità. Direttore, inizio anno forse sente. c'era anche l'aspettativa, la speranza di raggiungere anche una posizione diversa di classifica. Le chiedo cosa è mancato per provare a raggiungere quel tipo di risultato secondo lei? Guardi, io sono qua praticamente da metà gennaio e anche l'allenatore qua dai primi di gennaio, quindi onestamente non saprei dire quello che è mancato all'inizio. Se ci sono stati questi cambiamenti qualche difficoltà sicuramente c'è stata. Diciamo che il girone di ritorno la squadra che ha fatto più punti in questo momento ne ha fatti 21 e noi ad oggi ne abbiamo fatti 15, quindi diciamo che da quando abbiamo preso in mano la squadra diciamo che qualche risultato in più c'è stato. È naturale che le difficoltà poi facciamo fatica a saperle anche quando siamo dentro noi, non mi permetto ovviamente di parlare dei primi 6 mesi. L'ultima, direttore, le chiedo un bilancio sul lavoro del mister Zanini, che è stato appunto il terzo allenatore di quest'anno, di un'annata non semplice anche da un punto di vista di guida tecnica, se siete soddisfatti e come sta incidendo il suo lavoro. No, l'allenatore ovviamente ha messo un po' d'ordine, specialmente sto cercando di amalgamare i 9 giocatori nuovi che sono arrivati, perché sono arrivati nuovi in diversi ruoli tra under e over, però sicuramente dobbiamo portare innanzitutto a casa la salvezza quest'anno, poi l'anno prossimo
io credo che ci sarà la possibilità di fare un campionato di vertice come il Presidente merita, perché il Presidente Zarattini è una persona molto ambiziosa e sicuramente prima o poi riuscirà a portare la Luparense nei professionisti. Con il direttore sportivo del Treviso, intanto buongiorno e grazie per essersi concesso i nostri microfoni. Allora, anche oggi uno stadio con il direttore generale Attilio Gementi della Luparense. Allora, direttore, oggi arrivate sul campo della capolista in cerca di una prestazione importante che può servire soprattutto per il morale in vista del rush finale. Sì, più che per il morale ci serve per la classifica, visto che siamo molto vicini alla zona play-out e questa squadra è stata profondamente rinnovata a gennaio, perché sia io che l'allenatore siamo arrivati a gennaio, quindi è una squadra che avrebbe bisogno di un po' più tempo, però ci troviamo contro la capolista, che è una squadra che ha fatto meritatamente un campionato importante ed è in testa meritatamente, quindi ci giocheremo le nostre carte senza ovviamente sottovalutare ovviamente le nostre qualità. Direttore, inizio anno non si forse sente. c'era anche l'aspettativa, la speranza di raggiungere anche una posizione diversa di classifica. Le chiedo cosa è mancato per provare a raggiungere quel tipo di risultato secondo lei? Guardi, io sono qua praticamente da metà gennaio e anche l'allenatore è qua dai primi di gennaio, quindi onestamente non saprei dire quello che è mancato all'inizio. Se ci sono stati questi cambiamenti, qualche difficoltà sicuramente c'è stata. Diciamo che al girone di ritorno la squadra che ha fatto più punti in questo momento ne ha fatti 21 e noi ad oggi ne abbiamo fatti 15, quindi diciamo che da quando abbiamo preso in mano la squadra, diciamo che qualche risultato in più c'è stato. È naturale che le difficoltà poi facciamo fatica a saperle anche quando siamo dentro noi, non mi permetto ovviamente di parlare dei primi 6 mesi. L'ultima, direttore, le chiedo un bilancio sul lavoro del mister Zanini, che è stato appunto il terzo allenatore di quest'anno, di un'annata non semplice anche da un punto di vista di guida tecnica, se siete soddisfatti e come sta incidendo il suo lavoro. No, l'allenatore ovviamente ha messo un po' d'ordine, specialmente sta cercando di amalgamare i 9 giocatori nuovi che sono arrivati, perché sono arrivati nuovi in diversi ruoli tra under e over, però sicuramente dobbiamo portare innanzitutto a casa la salvezza quest'anno e poi l'anno prossimo io credo che ci sarà la possibilità di fare un campionato di vertice come il Presidente merita, perché il Presidente Zarattini è una persona molto ambiziosa e sicuramente prima o poi riuscirà a portare la Luparense nei professionisti. Con il direttore sportivo del Treviso, intanto buongiorno e grazie per essersi concesso i nostri microfoni. Allora, anche oggi uno stadio che registra numeri importanti da categoria superiore. Quanto orgoglio c'è nell'avergli acceso questo tipo di entusiasmo? Buongiorno a voi, intanto l'invito è sempre più che gradito. Sicuramente vedere da dove siamo partiti, comunque avendo mantenuto sempre uno zoccolo duro di tifosi che ci hanno seguito in casa e in trasferta, è stato molto importante. Poi vedere lo stadio pieno e avere numeri così importanti sicuramente è una cosa che la squadra e noi tutti ci siamo guadagnati con l'impegno, con le partite, e ci fa molto contenti.
Direttore, venendo al campo, le chiedo una domanda che può sembrare banale, ma si aspettava un campionato di questo livello già ai nastri di partenza? Sicuramente è un campionato estremamente complicato perché nel girone avevamo due squadre retrocesse dai professionisti come la Clodiense e il Legnago, quindi insomma sapevamo un girone molto difficile. Noi abbiamo avuto un rollino di marcia molto importante, dopo le sconfitte ci siamo sempre ripresi, abbiamo inanellato una serie di vittorie consecutive e questo rendimento sicuramente ci ha portato ad allungare sulle inseguitrici, a dare sempre dei segnali importanti. Questo è merito della squadra, è merito dello staff tecnico che ha avuto sempre costanza, sempre equilibrio durante tutto l'anno. Speriamo di continuare così fino alla fine. L'ultima domanda, le chiedo, il traguardo è vicino, l'obiettivo diciamo si inizia a intravedere, le chiedo quanto è difficile in questo momento, quando l'obiettivo è già lì sullo sfondo, cercare di tenere alta la concentrazione. La concentrazione si tiene alta da sola perché siamo lì, ci manca poco, però quando si arriva vicino alla vetta la si quasi tocca e gli ultimi passi sono sempre quelli più difficili da fare, quindi la squadra è assolutamente concentrata e sul pezzo. Oggi ci aspetta una partita durissima contro una società organizzata, una squadra organizzata e sicuramente sarà appunto, una partita molto difficile, ma siamo estremamente concentrati e vogliamo portare a casa l'intera posta in palio.
Di nuovo in diretta dall'Omobono Tennis di Treviso, dove stanno per tornare in campo Treviso e Luparense. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio della squadra ospite col gol di Diallo, una rete molto bella con un tiro al volo a seguito di un'azione partita dalla sinistra con Antonello che ha messo dentro una palla interessante. Poi sul rimpallo Malani che si è alzato, Diallo al volo ha fulminato Vadiunek che poi si è dovuto superare su due situazioni, conclusioni tentate da Visinoni. Luparense che ha decisamente meritato il vantaggio, Treviso che si è visto pochissimo se non in occasione di una conclusione ravvicinata di Gianola, ben parata da Giusti. Poi poco altro. E adesso vedremo come invece affronterà la capolista questo secondo tempo. In cui chiaramente dovrà cambiare passo la squadra di mister Gorini. Tanto sugli altri campi Relignano ha vinto 6-0 ieri contro San Luigi, 0-0 tra Conigliano e Calvinoale Este Bassano, Obermais e Union Clodiense Chioggia, Campo Tarsego in vantaggio sul campo del Mestre, così come il challenge su quello del Porto Gruaro, 0-0 tra Altavilla e Legnago e 1-0 tra Vigasio e Adriese. Si riparte col Treviso che attacca da sinistra a destra, da destra a sinistra invece risponderà la Luparense. Non ci sono stati cambi, quindi si riparte con gli stessi 22 che hanno iniziato la partita. Giusti, Zenetti, Orraita, Zepele, Antonello, Antoniazzi, Iabré, a Diego Mobilio, Albo, Visinoni e Diallo per la Luparense. Vadiunek, Martinelli, Salvi, Munaretto, Gucher, Gianola, Brigati, Perin, Beltrame, Francescotti e Artioli per il Treviso. Gianola per Salvi, vicino a cercare Beltrame che si muove tra le linee, ancora Beltrame, palla a cercare Francescotti, Onraita protegge l'uscita del suo portiere, facendo l'intesa poi tra i due. Giusti a cercare Diallo che si impegna per raggiungere il pallone, Vadiunek protegge l'uscita dal campo della palla e poi va a rimettere per Munaretto, verticale a cercare Gucher, stavolta c'è il fallo su di lui di Orraita, scontro tra i due capitani. Sembra voler alzare i ritmi Treviso in questa seconda frazione. Martinelli, pardon, cross sul primo palo, Artioli trova l'impatto pulito, rimessa dal fondo per il portiere della Luparense. Tocco di Gianola in rimessa laterale, battere Zepele, Diallo, Zepele ancora, eccolo il numero 9, sterza, poi gioca su a Diego Mobilio, sta arrivando Albo dall'altra parte, Albo, Visinoni dentro per Diego Mobilio, bella giocata della Luparense, tacco di Diego Mobilio, Visinoni si era fermato ma gioca bene la squadra di Zanini.
con Visinoni che si muove tra le linee, difficile lettura preventiva sulla giocata del numero 10. Adesso però lavora bene sulla catena di sinistra il Treviso. Passato Francescotti, la palla è ancora buona, ma la scivolata di Yabré a chiudere su una situazione potenzialmente pericolosa. Beltrame, ancora Beltrame, prova a rientrare. All'indietro, cross in area di rigore. Male Antonello, palla arriva ad Artioli. Ancora lui, sguardo al centro. E si ricomincia. Salvi. Beltrame si propone il cross sul secondo palo, ma troppo lungo. ...50 minuti, 0-0. Sensazione che serva muovere qualcosa, soprattutto fronte Treviso. Cepele. Rimessa battuta non bene, Treviso già recuperato, profondità per Francescotti che non può arrivare su questa palla. Ultimo tocco però di un giocatore del Treviso rispetto di ciò che aveva indicato l'assistente. La rimessa per la Luparense. Diallo per Visinoni ad attaccare Salvi che poi alleggerisce da Vadiunek col mancino. Un po' di testa in avanti, fallo di Gucher, anzi scusate, fallo di Artioli. Calcio di punizione. Rimasto giù Orraita. Si rialza ora. Capitano della Luparense. Cepele cambia il fronte. Albo anticipato da Martinelli. Rimessa guadagnata dal numero 2. Si incarica Zanetti della battuta. Scambio con Diego Mobilio. Albo sbaglia lo stop. Gianola ruba tempo e palla e poi calcio di punizione. Qui brutto errore di Albo. Poteva diventare una situazione interessante per la Luparense. Vadiunek cerca dei Brigati, poi fa buonissima guardia ancora Antonello. Cambio fallo fischiato contro Cepele. Brea adesso entra duro su Gucher. Salvi con un brivido, Visinoni per poco non gliela porta via. Poi Perin recupera, Orraita bene in verticale, Diallo, occhio alla corsa ancora di Antonello. Antonello fa secco Brigati, Antonello il cross, deviazione, calcio d'angolo. Anzi no, l'ultimo tocco è di Antonello.
rimessa dal fondo, si arrabbia Diallo, ma bel blitz però di Antonello. Ragazzo arrivato dal Padova, 20 anni per lui. Solo quarta gara per lui. Appena 99 minuti in campo prima di questa sfida. Perin, occhio al cross in area di rigore, Artioli non ci arriva, Francescotti la vedi all'ultimo e non trova il tempo per la coordinazione. Si salva la Luparense. Prova a spingere adesso l'uomo buono Tenni. Guker, tunnel su Onraita, va giù Guker, non c'è nulla. Ancora Onraita. Ultimo tocco è di Artioli, rimessa dal fondo luparense. A battere Giussi. Diallo tocca con la testa per far correre ancora Antonello, che sembra essere un po' in debito d'ossigeno. Brigati, poi sbaglia Brigati, Visinoni per Diallo. Tocco all'indietro, si innesca però il contropiede del Treviso con Beltrame. Mezzo a due, recupera ancora la Luparense. Palla per Antonello, corta, tanti errori adesso. Brigati, verticale profonda, salta Onraita. Antoniazzi, Perin su di lui, Antoniazzi prova a girarlo, ce la fa Antoniazzi, l'ultimo tocco però è il suo, almeno così sembrava. La rimessa invece viene assegnata alla Luparense, qui probabile svista del direttore di gara. Insomma, aveva parlato in maniera molto positiva della squadra avversaria, Gorini, cercando di alzare l'attenzione su questa sfida. Aveva forse intuito che potesse essere una partita più complicata del previsto. Sì, a questo momento così è. Onraita verso Diallo, che viene anticipato, la rimessa poi è del Treviso. Chioggia che sta in questo momento pareggiando contro Maitalta Obermais. Bagnerebbe un punticino che non sposterebbe tanto a livello di classifica. Adesso Visinoni messo giù, calcio di punizione, intervento duro su di lui di Brigati. Ebrei vorrebbe il cartellino. Cartellino che però non arriva. Beltrame va a rialzare Visinoni. Calcio di punizione affidato al mancino di Diego Mobilio. Palla sul secondo palo, Vaglione accenna l'uscita, la palla poi
arriva tra le sue braccia. Subito profondo a cercare Beltrame. Beltrame fa secco Jabré. Poi Sepele col tacco. Ancora Jabré. La fa sua. Gioco a 2 con Visinoni. Poi dentro per Antoniazzi. Antoniazzi per Diallo. Occhio a Diallo che può puntare. Diallo. Finta Diallo. Chiuso. Benissimo Diallo. Ottimo lavoro. Poi Visinoni anticipa il suo avversario. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Errore di Munaretto che aveva fatto una grande chiusura su Diallo. Visinoni ha toccato palla all'ultimo. È arrivato il calcio di rigore. Rivediamo. Qui a pochi passi il direttore di gara. Rigore che sembra ineccepibile. Munaretto aveva chiuso bene Diallo che lo aveva puntato. Poi forse un po' stanco da questa rincorsa. Ingenuo nel toccare Visinoni, che adesso ha una bella chance, che se il dischetto del rigore su quel lato del campo non sta benissimo, per usare un eufemismo, alla fine Visinoni riesce a piazzare questa palla. Occhio al numero 10 contro Vadiunek. Visinoni non sbaglia. Luparense 2, Treviso 0. Visinoni il raddoppio. Rivediamo la trasformazione di Visinoni. Mentre intanto dentro Brevi al posto di Gucher, che non ha sicuramente brillato, ma come lui tanti compagni. Dunque a segno entrambi gli attaccanti. Luparense che accarezza adesso davvero il sogno di portare via punti pesanti dall'Omobono Tenni. Calcio di rigore trasformato da Visinoni. Rete importante per lui. La prima in questo campionato. C'era già andato vicino 2 volte Visinoni. Stavolta Vadiunek non è riuscito dal dischetto a fermarlo. Risultato davvero sorprendente questo della Luparense. Artioli, Zanetti così così. Calcio d'angolo Treviso. Trovando bene le distanze in campo la Luparense, che è riuscita a sfruttare gli episodi. Cross in area di rigore, colpo di testa tentato, va giù Munaretto, non c'è nulla secondo il direttore di gara. A protestare Munaretto, adesso è diventato anche il capitano. Munaretto che ha commesso il fallo in area di rigore, che ha causato poi il 2-0 di Visinoni, che al netto del calcio di rigore aveva giocato già una grande gara ed è ad ora il nostro MVP. (63) Treviso 0, Luparense 2. Visinoni tocca ancora il pallone a Salvi. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Se la ride un po' Visinoni. Voleva una scelta diversa. Adesso
C'è un fischio del direttore di gara perché c'è giù Antonello, sembra avere problemino all'adduttore. Viene soccorso dallo staff medico dei Lupi. Vediamo se potrà proseguire. Ha giocato un primo tempo di grande livello Antonello. Non ce la fa Antonello e allora fuori lui. Ottima gara, al suo posto entra con la maglia numero 17 Visani. Dunque primo cambio anche nella Luparense. Salvi. Lancio per Martinelli. Martinelli cross in area di rigore. La palla sta per arrivare a Brigati. Visani fa la prima giocata della sua partita e libera l'area di rigore. Brigati per Artioli in ombra un po'. Artioli come d'altronde tutta la fase offensiva del Treviso. Adesso Antoniazzi, toccato duro, Jabré prova a passare, fallo lo commette lui, cartellino giallo. Si arrabbia Jabré che rischia anche qualcosina. Cartellino giallo chiaramente per l'intervento, non per le proteste. Gianola è rimasto ancora a terra. E sua la migliore chance del match. Artioli, palla sul secondo palo, la sponda di testa di Munaretto, palla che si perde sul fondo. Giusti guadagna qualche secondo di troppo. Chiede scusa poi il direttore di gara. Rilancio. Visani vince il duello, poi Munaretto mette una pezza. Messa laterale in favore della Luparense. Ci sono altri cambi. Fuori a Diego Mobilio. Ottima partita anche per Diego Mobilio. Dentro Casini. Messa con le mani Cepele, suo più un alleggerimento con un vero e proprio cross. Martinelli, altro pallone buttato in mezzo, fallo in attacco, calcio di punizione. Treviso
molto frenetico le giocate offensive. Oggi prestazione poco brillante. Giusti. Colpo di testa di Antoniazzi. Diallo cerca di arrivare su questa palla. Rigati protegge l'uscita e la rimessa del Treviso. Onraita in due tempi, poi Casini non riesce a ripulire questo possesso. Perin, Salvi, tocca ancora in verticale a cercare Artioli. Artioli prova il dribbling, Artioli toccato, calcio di punizione, fallo di Casini, un po' ingenuo, da lì poteva far poco il suo avversario. Altro cambio. Fuori Gianola. Dentro Swiderkowski. Al posto di Gianola. Adesso chiaramente aumenta il peso offensivo. C'è più nulla da difendere per il Treviso. Dunque dentro anche Swiderkowski. Pronto Beltrame. Vedremo se tenterà addirittura la conclusione. Una palla tagliata che cerca una spizzata. Le classiche situazioni. Difficile lettura per i portieri avversari. Beltrame, palla troppo sul portiere che subisce forse anche un tocco. Calcio di punizione per la Luparense. Cata anche un po' di grinta la squadra trevigiana. Match sicuramente non affrontato con la giusta mentalità. Diallo anticipato, scivolata di Zepele sul pallone. Antoniazzi ancora col tacco. Antoniazzi, Zepele adesso gioca bene la Luparense. Diallo, Daia Brega, adesso agisce da mezzala. Casini, verticale, Antoniazzi, ancora Antoniazzi. Casini, Antoniazzi messo giù, calcio di punizione. Partita di spessore, quella di Antoniazzi. Arrivato l'Arzignano Valchiampo. Giocatore non di grande struttura fisica, ma ottima tecnica, bravo a mettersi sempre con il corpo. Tra l'altro già 2 reti questo campionato per lui. Adesso occhio a Visinoni. Visinoni, palla decisamente fuori misura. Poi la prende un po' col campo Visinoni, come da prassi in queste situazioni. Con la macchina è una gara giocata alla grande.
73 sul cronometro. Treviso 1, Luparense 2. Treviso 0, naturalmente Luparense 2. Treviso 1, Luparense 2. E invece il risultato con cui si era conclusa la sfida di Coppa. Adesso cross in area di rigore. Orraita libera. Poi Visinoni, palla per la verticale su Diallo. Diallo anticipa Vagliunek. Diallo! E sono 3. Visinoni per Diallo. Gioco, partita, incontro. La Luparense chiude il discorso 3-0. Rivediamo qui Visinoni, palla per Diallo che parte forse addirittura dalla sua metà campo. Vagliunek che è un po' indeciso nell'uscita. Diallo è micidiale nel superarlo e poi spingere la palla in porta. 3-0, doppietta di Diallo, gol e assist per un immarcabile Visinoni, e la Luparense gela l'Omobono Tenni. 3-0. Si riparte, un quarto d'ora alla fine e adesso davvero diventa pressoché impossibile l'impresa a cui è chiamato il Treviso. Che ci prova adesso, palla in area di rigore, Beltrame colpisce incredibilmente il suo compagno Brevi. Treviso vicino al gol del 3-1, qui anche sfortunata la squadra di casa. Rivediamo tutto, qui non combinano bene Casini e Jabré. Il Widerkowski allarga sull'auto mancino, cross di Martinelli, Beltrame, si è visto bene, ha colpito Brevi, non secondo il direttore di gara. Allora c'è stata la parata invece di Giusti. Calcio d'angolo, fuori Diallo che ha fatto ampiamente il suo dovere, dentro il suo posto Coniglio. Adesso si copre un po' Zanini, cross sul primo palo, chiude proprio Coniglio. Occhio adesso ancora al contropiede per la Luparense con Visinoni. Sta arrivando Albo sulla sinistra, la palla è proprio per lui. Albo in area di rigore, Albo! Vagliunek e poi la conclusione, calcio di rigore. Ancora calcio di rigore per la Luparense. Vagliunek ha battuto Visani e c'è calcio di rigore per la Luparense. E giallo per proteste per Munaretto. Sta succedendo davvero l'incredibile qui all'Omobono Tenni. Luparense formato premium. E allora davvero adesso vicino alla disfatta la squadra di Gorini. Altro calcio di rigore e ancora Visinoni contro Vagliunek. Visinoni cambia angolo, ma il risultato è lo stesso. 4-0, notte fonda per il Treviso. Show della Luparense. Rivediamo la trasformazione ancora del migliore in campo, Visinoni. Guarda il portiere, poi apre il piatto
e sono 4-0 Luparense. Davvero difficilmente pronosticabile questo risultato. Pre-gara avevamo sentito il direttore generale della Luparense che, quando avevamo parlato di cercare, al di là del risultato, sensazioni positive in vista del finale, ci aveva risposto correttamente: no, che prestazione, noi veniamo qui a cercare punti. Va detto che assolutamente aveva ragione. Dunque, profezia avverata, quella di Attilio Gementi. Certo, forse 4-0 davvero impronosticabile anche per lui. Adesso sembra aver un po' mollato il Treviso. Giornata decisamente storta per la capolista. Adesso prova a salvare quantomeno l'orgoglio con Beltrame. Perin, Viabré, Bisinoni ancora, Coniglio. Cerca di fare un lavoro di raccordo anche un po' più difensivo rispetto a Diallo, che invece attacca più alla profondità. Adesso addirittura dribbling di Giusti, Onraita, Zanetti. Adesso è gelato l'uomo buono Tenni, pubblico di casa che ha spinto anche sul 3-0, forse 4-0 è stata davvero la parola fine su una gara, a dire il vero, però mai in discussione, giocata alla grande dalla Luparense. Adesso gioca ancora palla a terra. Rigati tocca duro due avversari, becca il giallo. Adesso rischia anche qualcosina perché allontana il pallone. Altri cambi dentro Calombola e Chiabotto, fuori Brigati proprio per evitare sanzioni. Vedremo al posto di chi entrerà invece Chiabotto, che aveva trovato il pari contro i Charles Musan. Essere Perin a lasciare il campo. È così. Dunque dentro Chiabotto. Forse cambio anche nella Luparense. È così. Lascia il campo uno straordinario Visinoni. Al suo posto dentro Bombaggi. Insomma, Francesco Bombaggi, altro giocatore importante. Coniglio dentro proprio per Bombaggi. Bisani, cross fuori misura. Certo, squadra come la Luparense che si permette di lasciare in panchina giocatori del calibro proprio di Bombaggi e Coniglio. Racconta comunque della qualità della squadra di Zanini, che sicuramente per l'organico a disposizione meriterebbe altre posizioni di classifica, e il risultato di oggi ne è una prova evidente. Chissà che questa vittoria importante non possa mettere benzina e ossigeno nel morale, nel cuore dei tifosi dei Lupi e anche soprattutto nei suoi giocatori, in vista del rush finale per evitare i play out. Visani attacca la profondità, Coniglio. Colombola interviene
sul pallone, poi rimane a terra. Visani, palla messa fuori. Continuano a cantare però i tifosi del Treviso. Potrebbe che essere così, perché al netto chiaramente del brutto incidente di percorso, ma ne è comunque strafavorita la squadra di Gorini per il salto nel professionismo. Antoniazzi, Giabrè, adesso gara che diventa praticamente accademia. Zeppele ci prova Visani, ancora Visani, rientra sul destro, colpo di testa e vicino al 5-0 la Luparense con Coniglio che si rammarica. Starà attenta la squadra di Gorini, perché davvero Prenzi adesso gioca anche con la mente e con le gambe leggere. Treviso sicuramente non vede l'ora invece che arrivino i 3 fischi. Beltrame, palla per Martinelli che non può arrivare. Sicuramente ultimo a mollare Martinelli. Non c'è la deviazione, la rimessa è per la Luparense. Treviso che nelle ultime 4 partite ha trovato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Piccolo rallentamento per una squadra fatto filotti importanti, con le 6 vittorie consecutive intervallate dalle 2 sconfitte contro il Legnago Salus e il Conegliano, sconfitte naturalmente diverse nella forma e nella misura. 1-0 in casa contro il Legnago e 2-1 invece campo del Conegliano. Adesso verticale di Beltrame per Francescotti, palla fuori. Minuti sono 87, Swiderkowski prova a lottare, Zanetti, palla allontanata ma c'è un fischio, calcio di punizione per il Treviso. Arriva un altro cambio. Dentro Fragnelli, al posto di Francescotti che non ha giocato una gara indimenticabile. Sostituzione Treviso, esce il numero 21 Nicolò Francescotti, entra il numero 28 Jacopo Fragnelli. Dunque scampoli di partita anche per Fragnelli. Al termine della gara rimanete con noi perché andremo a sentire un protagonista del match. Punto di battuta c'è Beltrame, tenta una giocata complicata, poi
poi Fragnelli alza un campanile, preda di Giusti, che adesso gioca un po' anche con il cronometro. Intanto qualcuno comincia a lasciare l'uomo buono Tenni, che oggi numeri importanti per la categoria, sicuramente non il punteggio che ci si aspettava, anche se, ci ripetiamo, Gorini aveva alzato l'attenzione su questa sfida. Parenze che non ha davvero mai tolto il piede dall'acceleratore, ha meritato questa vittoria ampiamente. 89esimo, vedremo se l'arbitro concederà recupero che a questo punto sarebbe praticamente ornamentale, visto che il risultato sembra abbastanza indirizzato. Cross adesso a cercare Coniglio, che non ci arriva, il tiro al volo di Antoniazzi, che colpisce male, la palla però rimane lì. Antoniazzi in area di rigore, palla dietro, Albo non ci arriva. Luparense davvero che insiste ancora sul 4-0. Sepele. Col mancino. Coniglio appoggia all'indietro. Artioli non può arrivare su questa sponda di Chiabotto. Quattro minuti al termine della sfida. Bombaggi prova ad arrivare su questa palla. Altra sostituzione. Fuori anche Gebré. Dentro Rimaudo. Grande partita anche per Gebré. Davvero si fa fatica a trovare qualcuno che non sia ampiamente sopra la sufficienza nella Luparense, che ha giocato una gara praticamente perfetta. Albo, Zanetti, ancora da Albo, Swiderkowski si impegna in pressing, Zanetti da Onraita, che ha giganteggiato lì nel mezzo. Sepele, dribbling interno adesso addirittura. Artioli capisce tutto. Ancora Artioli, chiuso da Visani. Poi Antoniazzi per Coniglio, che commette fallo, usa il braccio. Martinelli. Chiabotto. Dentro per Brevi. Brevi. Calombola. Beltrame. Beltrame ancora. Palla da Munaretto. Treviso che davvero ha fatto tanta fatica proprio a creare situazioni pericolose. Una sola parata in tutta la sfida nel primo tempo, una nel secondo. Parenze che invece ha avuto più situazioni anche per prendere il punteggio più rotondo e che ci prova ancora al 92esimo. Bombaggi prova a sterzare, non trova l'equilibrio. Chiabotto, Artioli, giù anche lui, non c'è nulla. Bombaggi, spalle la porta, ancora Bombaggi, palla attaccata al piede. Zanetti. Grande soddisfazione sicuramente per il presidente Zarattini, questo risultato di prestigio della sua squadra. Sepele
per Coniglio che passa ancora Coniglio in area di rigore, Coniglio palla dietro per Bombaggi che va vicino al gol numero 5, si salva il Treviso. Orraita, Albo, Casini, adesso giro palla delle Luparense, Orraita da Zepele, l'arbitro dice che basta così, vince 4-0 la Luparense, doppiette di Diallo e Visinoni. Rimanete con noi perché andremo a sentire i protagonisti del campo tra pochissimo, le interviste dal terreno di gioco. A tra poco.
Sheriff Diallo, autore oggi di una doppietta, vittoria importante, prestazione importante, ti chiedo che soddisfazione è oggi di avere raggiunto questo successo nel campo della capolista. Scusa, non ti ho sentito bene. Allora, ti chiedevo la soddisfazione Non l'ho di sentito, aver non lo sento. realizzato questa doppietta su un campo importante come quello del Treviso, che è capolista in questo girone. Sì, è stata una partita molto difficile, sono felice della mia prima doppietta con la Luparense. Quindi oggi l'abbiamo preparata molto bene la partita durante la settimana, sapevamo che non era una partita facile da giocare contro una squadra che sono primi in classifica, però sono soddisfatto, sono felice per questa vittoria oggi. Senti, ti chiedo dove è nata questa vittoria, questo risultato così importante. Oggi siete venuti qui a giocarvela con personalità, con coraggio, trovando anche le vie delle rete con facilità, cosa che non vi è riuscita sempre in questo campionato. Le ultime partite in casa non abbiamo fatto risultati ottimi, però questa partita qua contro il Treviso l'abbiamo preparata molto bene durante la settimana. Come ti dicevo prima, sapevamo che non era facile giocare contro una squadra che sono primi in classifica, però l'abbiamo approcciato bene, quindi è andata bene. Grazie e complimenti a Sheriff Diallo. Grazie mille. E noi torniamo in diretta solo per ricordarvi il punteggio e i marcatori. Treviso 0, Luparense 4, doppiette di Diallo e Visinoni. Da Giampaolo Pasqualino è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti, ciao!